Decimos no al racismo. No to racism. Nee tegen racisme. Non au racisme. No al racismo. No to racism. Di nuovo in studio con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi puntata numero 18, vi ricordo che siamo in diretta ogni domenica a partire dalle ore 19 sino alle 20:30, siamo in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte della stessa domenica e in replica sul canale 605 il lunedì alle 21:30 ed il martedì alle 18. Ulteriore replica su Mediterraneo News, canale 694, il lunedì alle 14. Tutta l'intera puntata comunque la potrete vedere anche attraverso il sito di Video Mediterraneo, videomediterraneo.it, oppure andando a visitare la pagina Facebook appunto di Penalty. Adesso parliamo del campionato di eccellenza, però prima un attimo, se la regia mi può mandare in onda la schermata del campionato CND, perché abbiamo anche il risultato per quanto riguarda i playoff, no? Torrecuso-Neapolis 3-3 dopo i tempi supplementari. Beh, che dici? Bella partita. Bella partita, cavolo. La partita, insomma, come sempre, i derby sono sempre caldi. Assolutamente, assolutamente. Quindi a questo punto la fase playoff diventa ancora più incerta e ingarbugliata, no? Era sul 3-1 e poi c'è stato il pareggio del 3-3. Bene, ritorniamo a parlare di eccellenza, lo facciamo subito con un collegamento importante perché la squadra del Città di Scordia è andata a giocare a Sorrento contro il Sant'Agnello ed è andata bene. È andata bene, è una grandissima prova dello Scordia che è riuscito a violare un campo sempre difficile come un campo campano. Ha vinto 2-1. A riprendersi dallo shock di Barcellona e ad avvicinarsi a quel traguardo che sembra non arrivare mai. Sembra comunque quasi però che sta per toccare. Men che mai deve cantare vittoria, perché ormai la lezione penso che l'abbia imparata davvero bene sulle proprie spalle. Dovremmo avere in collegamento diretto telefonico Nello Parisi, il general manager del Città di Scordia. Direttore, mi sente? Sì, buonasera a tutti. Buonasera, ancora complimenti perché insomma vincere una partita playoff dopo quasi un mese di riposo, seppur forzato, a Sorrento è sempre secondo me una gran bella cosa. Ci racconti un po' in breve la partita, com'è andata? È sicuramente una grande vittoria, ma non possiamo cantare vittoria usando una ripetizione. Il Sant'Agnello è dimostrato una grossa squadra, per cui non c'è davvero nulla da che stare, diciamo, con la cresta molto alta. Dobbiamo pensare soltanto alla partita di ritorno perché sicuramente già sarà molto, molto dura. Ci sono state delle fasi della partita dove abbiamo sofferto, poi siamo usciti fuori come sappiamo fare, abbiamo reagito al vantaggio loro e poi nel secondo tempo eravamo anche con un uomo in più perché nell'azione del nostro pareggio è maturato anche l'espulsione da parte del giocatore loro. Però la reazione della squadra è stata importante, ma ci sono chiaramente da migliorare alcuni aspetti. Bene. Migliorare alcuni aspetti che il mister avete tutta la settimana per farlo. Direttore, è come se vi foste tolte un peso con questa vittoria, no? Assolutamente sì, certo, perché è chiaro che è vero che da Barcellona è stato smaltito, giusto, però è chiaro che in determinati momenti ti torna sempre la visione di una situazione di gara che purtroppo ci ha penalizzato. È ovvio che questa vittoria ci darà grande fiducia e ci farà concentrare con più serenità per la partita di ritorno. Insomma, sarà una settimana intensa, no? Perché insomma dovete lavorare anche più che sul fisico, sulla mente, no? La concentrazione diventerà importantissima. Ovvio, e poi in sì. fondo giocate in casa, ecco, potrebbe essere leggermente
più tranquilla la situazione? Sicuramente, oddio, tranquilla no, perché in ogni caso, ripeto, si preannuncia una partita che sarà molto difficile. Diciamo che contiamo molto invece sulla spinta del nostro pubblico, ecco, questo sì. Credo che con la spinta del nostro pubblico possiamo avere una marcia in più importante e decisiva come è stata in altre occasioni. Certo. L'ultima domanda e poi la lascio perché so che siete sul pullman per rientrare giustamente in Sicilia. Sì. Il Presidente, ci dia un po' lo stato d'animo attuale del Presidente dopo questa bella vittoria a Sorrento. Ma il Presidente è chiaro che è convinto di avere una buona squadra, è felice per la vittoria, però le dico sinceramente che dopo le esperienze vissute, fino a che non avremo al 100% la palla in mano, è chiaro che nessuno di noi canterà vittoria. E soprattutto nessuno vi regala niente. Per cui Assolutamente. Intanto un in bocca al lupo per la prossima partita di ritorno e ci si risente magari chissà per belle notizie anche direttamente da Scordia domenica prossima. Grazie Incrociamo le dita. grazie anche a voi. Grazie a voi. Grazie. Nello Parisi, General Manager della città di Scordia. Allora, adesso mi avvicino a Peppe perché ti devo chiedere una cosa. Noi abbiamo parlato poco del Siracusa quest'anno e un po' la cosa mi dispiace, sai perché? Perché sono arrivate tantissime mail in redazione a penalty, giustamente dicendo ci avete un po' snobbato. Onestamente, non ci permetteremmo mai di snobbare. Onestamente però non volevamo snobbarli. C'è stato un po' difficile parlare del Siracusa, non so neanche io perché. Ma forse sai perché? Perché davamo per scontato la vittoria del infatti, campionato del Siracusa, perché sembrava è il proprio- Siracusa, perché ha i giocatori, perché l'ambiente, e quindi davamo per scontato. Siamo perdonati. Ma sì, anche perché avranno di meglio con cui consolarsi, no? Assolutamente. Anche se insomma so che per ora c'è qualche Ma c'è piccolo molto scricchiolio. fermento. Queste sono le voci che arrivano, sono di grande rivoluzionamento societario, anche tecnico. Sì, Anche sì, tecnico. so che anche insomma Anastasi è in Non c'è certezza, ma è probabile che lasci il Siracusa. Si era parlato di Anastasi come un possibile allenatore del futuro Ragusa di Broto. Addirittura, quindi Sì, insomma. ma non c'è il Ragusa di Broto, quindi non c'è neanche Anastasi allenatore. Allora, per farci perdonare con i tifosi del Siracusa abbiamo deciso di regalare appunto a tutti i tifosi, che sono tanti, che seguono il È chiaro. Siracusa, un bel videoclip su questa bella cavalcata vincente di questo Siracusa nel campionato di eccellenza 2014-2015. Devo fare i complimenti allo Scordia per quello che ha fatto in campionato, ma devo fare altrettanto complimenti a questi ragazzi che mi hanno dato veramente, veramente tanto, e vi dico una cosa in più, che in certi momenti ci poteva essere anche uno scoramento a livello mentale. Questa squadra dopo la sconfitta di Cia Virtus è andata a Rosolini dove cercava punti per la salvezza, abbiamo fatto 3-4 gol, mi ricordo adesso è finita 3-1, 3-0, mi ricordo adesso. Siamo venuti qua contro una San Pio che è vero che non c'era nulla da dire al campionato, però è anche vero che noi sapevamo il risultato dell'1-0 dello Scordia. Lo scolamento ci poteva essere, non c'è stato, questa è la risposta che mi aspettavo dai ragazzi e se devo dedicare questa vittoria l'ho dedicata a Palazzolo, a mio padre, questa qua la dedico ai miei figli e a mia moglie, senza dubbio. Io sono quasi sempre l'ultimo a non mollare, perché a me non mi ha regalato mai nessuno niente, tutto quello che ho l'ho fatto sempre con la mia coscienza, con i miei errori e con le mie difetti e pregi, no? Che può avere un allenatore. Io ci ho sempre creduto per un semplice motivo, ripeto, perché questa squadra non mi ha mai dato motivo di una sensazione mentale negativa. Io ringrazio il mio collaboratore che si chiama Vittorio Emma, che a me quest'anno mi ha dato veramente tanto. Ringrazio Luca Siringo che secondo me è uno degli allenatori dei portieri che ho fatto categorie importanti, posso dire che Luca non ha niente da meno. Ringrazio lo staff medico perché
con i nostri diciamo così, impegni, si sono dovuti impegnare loro nei nostri confronti abbastanza in una maniera molto importante. Sì, io devo ringraziare il Presidente, ringrazio tutti quanti, ringrazio la stampa che spero che si capisce dove io voglio arrivare, perché questo qua, secondo me io sono stato fuori e ho cercato sempre di dare il massimo di me stesso, però ho capito una cosa, che se non c'è un bel feeling, un collante fra tifosi, quindi la curva Anna ha fatto veramente un tifo da categorie differenti, è inutile che ce lo nascondiamo. La stampa ha fatto la sua parte, il collante deve essere stampa, società e tifosi. Veramente una bella soddisfazione, veramente un campionato bellissimo. Noi, come si sa, siamo partiti con la società all'ultimo minuto, abbiamo fatto una bella squadra, poi abbiamo avuto un piccolo calo. Devo fare i complimenti a tutti, al mister, alla società, ai calciatori, ma più di tutti, scusatemi, devo fare i complimenti a due persone. Una, Peppe Mascara, che purtroppo durante la partita a fine primo tempo ha saputo che gli è morto lo zio, però lui ha voluto continuare e non ha voluto uscire dal campo. Questo qualcuno lo ricorderà sempre, che come Peppe Mascara, che è una persona che ha veramente gli attributi, che non ha voluto abbandonare la squadra anche in questo momento difficile. Si è messo a piangere come un bambino negli spogliatoi, però alla fine poi ha voluto fare i 45 minuti. E uno di più di tutti i ringraziamenti, io ringrazio il Presidente, il patron, Gaetano Cutrufo, che ne ha sopportate di tutti i colori e veramente ha investito tantissimo su Siracusa e Siracusa città. Il Virtus ha onorato il campionato, lo sport come lo intendiamo noi, quello senza ombra di dubbio. Un ringraziamento va a loro, ma giustamente un ringraziamento va sempre, come abbiamo detto, alla squadra, che ha fatto, diciamo, nel corso della con grandi sacrifici nelle ultime 2 settimane, che non era facile. È stato più bello vincerlo così, all'ultimo minuto, l'ultimo secondo del campionato, vincere il campionato secondo me è stato più bello. Per noi raggiungere questo obiettivo è stato importante dopo tutte quelle peripezie che abbiamo trovato in campionato. Oggi possiamo anche essere, può essere sincero, dobbiamo essere un po' più sinceri. Tutte le squadre che ci incontravano comunque raddoppiavano le forze, raddoppiavano tutto, ma che è giusto che anche che sia così. Quindi il gruppo è stato fondamentale, la società è stata fondamentale, i tifosi della curva Anna sono stati fondamentali per raggiungere questo obiettivo.
Doveroso l'omaggio agli amici di Siracusa, ai tifosi di Siracusa che hanno vinto il campionato di eccellenza, seppur quasi a tempo scaduto, no? Perché erano già andati negli spogliatoi, poi è arrivato il risultato a sorpresa E come hanno di detto è stato Barcellona. ancora più bello così. È ancora chiaro. più bello. Non per le È coronare. più bello però, di un insomma. calcio di rigore ai mondiali. Eh. Sotto questo punto di vista che ci sorprende, quindi ancora complimenti al Siracusa e speriamo che la prossima stagione sia una stagione Ci vogliono tanti bei soldini per fare una Serie D. troppi, direi. E soprattutto se la vuoi fare da Siracusa, cioè a vincere, perché Siracusa non si può accontentare di una salvezza tranquilla in anche io Serie sono D. No, anche io sono di questa idea. Allora, adesso rimaniamo nel campo del campionato di eccellenza. Abbiamo il risultato dell'altra squadra siciliana. Dunque, è arrivato adesso. Mazzara-Nardò è finita 2-2 con un pareggio acciuffato nei minuti finali proprio dal Mazzara grazie a un gol di Riccobonno. Il Nardò era rimasto in 10, quindi c'è stato un forcing finale dei Canarini che alla fine hanno strappato questo 2-2. È chiaro che la strada è in salita, però meglio 2-2. Meglio 2-2. Certo, adesso bisogna andare a vincere in Puglia, sarà un po' difficile, però Beh, il lo calcio Scordia ha dimostrato che le imprese fuori casa sono anche più possibili, belle, sono possibili anche più belle. possibili. Allora, adesso abbiamo un collegamento telefonico con il direttore generale dello Sporting Via Grande, che ha disputato, salvandosi in maniera determinata nella scorsa stagione. Direttore, ci sei? Antonio Pulvirenti. Buonasera a tutti. Buonasera Antonio. Allora, avete salvato la categoria. All'inizio eravate un po', secondo me, che dire, un po' incerti su che campionato fare, però poi dopo alla fine vi siete ritagliati uno spazio, avete gestito in maniera sicura la stagione. Questo ci fa pensare che allora la prossima ci sarà qualche rivoluzionamento? Andiamo con ordine. Allora, intanto permettimi di dire, più che salvarci, abbiamo fatto un campionato a ridosso dalla zona playoff, perché il settimo posto finale è ben oltre la salvezza, sebbene l'obiettivo stagionale, hai detto bene tu, era la salvezza. E ad inizio stagione, più che incertezza in casa Via Grande, l'incertezza era al di fuori della società. Io ricordo molti addetti ai lavori che davano il Via Grande per spacciato. È vero. Io che ancora non facevo parte della famiglia Via Grande, ancora ero da Cireale, mi permetto di osservare che allora già dissi che secondo me invece la società si era mossa molto bene, quindi onore a chi allora costruì la squadra, la società si era mossa molto bene perché aveva confermato l'intelaiatura della passata stagione e l'aveva arricchita con alcuni elementi di assoluto valore, per esempio Carbonaro, la più ricercata. Certo. L'obiettivo quindi è stato pienamente raggiunto, che è andato oltre, c'è stata una fase del campionato in cui il Via Grande era addirittura in zona playoff, ma non era questo il obiettivo stagionale. Quindi è positiva comunque la stagione, ci mancherebbe. Molto positiva, direi infatti. forse della storia del Via Grande una delle più positive in assoluto. Riguardo alla prossima stagione mi dicevi rivoluzione, io più che di rivoluzione forse farei riferimento anche alla notizia, insomma, all'addio di Enzo Buttò, dopo ben 7 stagioni, quindi insomma onore ad un allenatore che ha fatto bene, no? È partito dal campionato di promozione, l'ha guidata in maniera determinata questa bella squadra di Via Grande, no? Onore ad un mister che ha fatto benissimo, è cresciuto a Via Grande, insieme al Via Grande, e spero possa avere adesso quei palcoscenici che merita, perché davvero un mister di grande qualità. E anzi mi dai l'occasione per precisare, perché qualche notizia è andata così via un po' incontrollata, come se l'addio al Via Grande di Buttò al Via Grande fosse stato in qualche modo sollecitato dalla società. Non è così, la società aveva chiesto al mister Buttò anche per questa stagione di rimanere in panchina, giustamente il mister ha avvertito l'esigenza di nuovi stimoli, anche in considerazione del fatto ci può anche stare, no? Ci può stare anche dopo tanti anni trovare nuovi stimoli. Sì. Ci sta che il mister Buttò inizia il nuovo ciclo e ci sta che il Via Grande inizia il nuovo ciclo, nel senso che da un lato il mister Buttò cercava nuovi stimoli, dall'altro lato il Via Grande l'anno prossimo continuerà sulla sua linea, che è quella addirittura di un ulteriore abbassamento dell'età media, quindi una ulteriore valorizzazione dei giochi. Da questo punto di vista ti dico, l'unica rivoluzione sulla quale stiamo cercando di lavorare
è quella della riattivazione del settore giovanile, un settore giovanile importante che possa dare linfa stabile a questa società. Però sono tutti discorsi che si stanno facendo in questa fase, una fase che è dedicata appunto alla programmazione delle future stagioni. Bene. Però sottolineo, con Buttò diciamo, più che di preparazione è stato come dire un guardarsi negli occhi e capire che bisognava chiudere un ciclo e iniziarne un altro, ma nulla di patologico. Bene, Antonino, io ti volevo chiedere l'ultima cosa, se Buttò è andato via, Peppe, facciamoci dire chi è il nuovo allenatore. Il difficile sarà adesso trovare un allenatore che possa sostituire una figura carismatica come quella di Buttò, insomma 7 anni su una panchina di seguito, oggi come oggi è un record. Però ricordiamo anche che quando Buttò ha iniziato nel Via Grande, era un allenatore diverso, nel senso che il carisma si è conquistato proprio campionato dopo campionato. Questo per dirvi semplicemente che non vi posso dare il nome, anche perché l'accordo ancora non è stato ancora definita, ho capito. Quindi il nome c'è. Detto, però ti posso dire che il profilo è come dire quello di tutto di 7 anni fa, cioè un allenatore giovane che sta a lavorare con i giovani, che proviene anche dal settore giovanile e che voglia scommettersi in questo nuovo ciclo così come vuole fare la società. Io spero che la prossima settimana si possa anche annunciare il nome. Va bene, però, allora realmente stiamo valutando anche altre possibilità. Benissimo, allora la prossima volta che ci sentiremo anche qui a Penalty vediamo se riusciamo a tirarti fuori il nome in maniera definitiva. Vediamo. Speriamo. Con grande piacere. Grazie Antonio per questa... Una buona serata a tutti gli ospiti presenti in studio. Grazie. Antonino Pulvirenti, direttore generale dello Sport in Via Grande. Certo però che quando i dirigenti devono dare un nome sono sempre tirati, ma perché? Perché? Chiedilo a loro. Chiediamo a loro. Per esempio Fabrizio, tu non hai di questi problemi perché sei stato confermato, né tantomeno dopo tanti anni vuoi lasciare il New Team Ragusa, perché lui è da tanto tempo che allena il New Team. È un altro piccolo record, è un se altro vogliamo. piccolo record. Diciamo che il prossimo anno sarà il 7° anno. Attenzione alla crisi. Ci potrebbe anche essere una crisi. Ma sei stato confermato? Sì, lo possiamo sì, dire ufficialmente, no? Sì, benissimo. Sarebbe stato un delitto. Allora, diciamo che non sono arrivate notizie diverse. Vabbè, però hai vinto alla grande un campionato. Un silenzio assenso che va avanti. Diventa normale. Davide, poc'anzi il direttore generale dello Sport in Via Grande parlava di una squadra che vuole rifondare cercando di valorizzare molti giovani, perché il Via Grande ha un discreto settore giovanile, addirittura lo vuole ampliare. Sì, per io la conosco stagione. Antonio, infatti volevo fargli una domanda, poi lui si è risposto da solo. Sul profilo del prossimo allenatore, che Enzo Buttò ha fatto un ottimo lavoro con i giovani. Molti giovani hanno giocato a Via Grande, Antonino lavora molto con le giovanili, quindi lui ha l'anima per questi ragazzi. Allora quindi questo matrimonio giovani con il campionato, seppur difficile, dell'eccellenza... Ma sì, dovrebbe essere così. È chiaro che hai bisogno di giovani che sappiano corrispondere per quello che è il campionato. Il problema è questo. Anche se da qualche anno, permettimi di dire, è cambiato d'eccellenza, il livello si è un po' abbassato. Quindi voglio dire, la scorsa... Però ancora il titolo di eccellenza è ancora ambito. Resta comunque, certo, è ambito, e a Modica ne sanno qualcosa. Ecco, a Modica, a proposito, e poi ci congediamo con Peppe, che notizie abbiamo di Modica? Perché si parlava di una cordata qualche settimana fa, nuova. Se ti ricordi, l'ultima volta abbiamo avuto in studio il Presidente. L'hai detto anche tu, poi dopo qualche settimana. Insomma, aveva dato un ultimatum, no? Il 30 di maggio scade questo ultimatum. Come è finito questo ultimatum? Allora, c'era una fantomatica cordata di imprenditori, sponsor, settore dell'abbigliamento tecnico. Chiaro, hanno i soldi per fare la squadra. Sciolti come la neve al primo sole. Scusa, parliamo a Ragusa fantomatiche cordate, Modica fantomatiche. Parliamo di fatti concreti, cosa abbiamo in mano? Non c'è nulla. No, New Team e Ragusa sono organizzati, la dirigenza è organizzata. La New Team è un'isola felice. La New Team è bravo Peppe, è un'isola felice. Per il resto c'è lo squallore più totale. Quindi allora Modica ancora tutto punto interrogativo. È quasi esclamativo, direi. Quasi non è possibile. Si sta raddrizzando per diventare esclamativo. Hanno salvato la categoria con grande sacrificio, soprattutto dei ragazzi. Allora, attualmente c'è un'offerta concreta per rilevare il Modica, ma non è né un presidente né un magnate né un imprenditore, ma è un'altra società che vuole portarsi il titolo. Io la so questa società, la possiamo dire? La possiamo dire chiaramente. Atletico Gela.
c'è stata una mezza... L'Atletico Gela, 50.000 euro per prendere il titolo del mondo. Se già anche l'importo. 50.000 euro per andare ad affiancare i cugini del Gela e ripetere di nuovo il derby che c'è stato ora in E promozione. sta cosa un pochettino mi stona, perché due squadre in eccellenza di Gela sembrano un po' esagerate. E se vai a comprare un titolo per 50.000 euro devi fare una squadra forte per andare in eccellenza. Almeno, Quindi due squadre per vincere nella stessa città in eccellenza è una cosa che Vogliono costa, fare il costa derby, buon mi sa senso. che vogliono fare il derby. Come? Anche se l'altro giro si deve essere un treno di quelli super veloci. Beh, come doveva essere il Siracusa quest'anno, però poi ha vinto solo all'ultimo secondo. Con Nel i nomi, calcio non con i c'è nomi l'eccellenza. nulla di certo. Con i nulla nomi non di si certo. vince l'eccellenza. Va bene Peppe, ci congediamo da te e ci vedremo Vediamo la domenica prossima settimana con una assolutamente. puntata speciale di penalty che annunceremo poi nella parte finale del programma. Grazie Peppe. Grazie a voi. Noi ci dobbiamo fermare perché abbiamo un altro spazio pubblicitario, tra poco ritorniamo in studio, parleremo di promozione con Mario Cardone, ma soprattutto vedremo anche le immagini della finale di Coppa Italia, appunto legata al campionato di promozione tra Cus Palermo e Libertas 2010. A tra poco. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.